Ancora una tragedia della strada all'alba di oggi del veneziano. 2 giovani hanno perso la vita e altri 2 sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nelle prime ore di questa mattina a Porte Grandi, sulla strada triestina in provincia di Venezia, la strada che collega Mestre a Jesolo. Il conducente, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo, che sembra procedesse a una forte velocità, andando a sbattere violentemente contro il guardrail, che ha penetrato il veicolo per alcuni metri. Una 22enne di Milano è morta sul colpo. Successivamente è deceduto anche l'altro passeggero, un compaesano, mentre altri 2 ragazzi sono rimasti gravemente feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Donà e Mestre, che hanno dovuto usare cesoie e divaricatori idraulici per liberare i feriti, presi poi in cura dal personale del 118 e trasportati in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente su quel tratto della statale 14, dove si sono verificati, uno dopo l'altro, una serie di tragedie. L'ultimo, la scorsa settimana, ha visto morire un carrozziere di Ponte Crepaldo andatosi a schiantare contro un camion.